noi oggi viviamo un paradosso, cioè in un momento in cui è necessario investire soprattutto nell'edilizia per mantenere il nostro tessuto produttivo in attesa della ripresa, tutti i provvedimenti, le grandi infrastrutture, la TAV, i project financing, il MOSE e tante grandi opere importantissime sono sostanzialmente appannaggio di grandi imprese che hanno dimensioni tali per poter concorrere a questo tipo di appalto. Allora il Veneto, che è una realtà invece di piccole imprese produttive, molto capaci, che generalmente lavorano in subappalto, si trova sbilanciato. A questo punto abbiamo deciso come Regione di Veneto lanciare un bando, un provvedimento che metta a disposizione alcune centinaia di milioni di euro ai comuni, finalizzata alla procedura trattativa privata, quindi convocare 5 imprese locali per importi fino a 500.000 euro e paghiamo noi sostanzialmente. La Regione dice ai comuni: fate un'opera in più, questa opera in più ve la paghiamo noi, però la dovete dare alle imprese del Veneto. Si tratterà soprattutto di opere piccole di mantenimento. Sì, opere piccole oggi, tanto per dare un'idea, un campo da calcio completo di spogliatoio costa tra i 300.000 e i 400.000 euro. Vuol dire, è una piccola opera, ma in un comune, in un quartiere risolve e migliora la qualità della vita. Ampliare una scuola per 500.000 euro, renderla antisismica, visto quello che sta succedendo in giro per il mondo e per l'Italia, credo che non sia da considerare un'opera di secondaria importanza. C'è il rischio che con questa procedura lavorino solo, diciamo, le imprese amiche delle amministrazioni? No, perché innanzitutto è prevista una gara, cioè saranno 5 imprese che verranno invitate dall'amministrazione e poi tra di loro faranno appunto questa competizione, questa gara, quindi sarà garantito comunque il miglior prezzo. Abbiamo in Veneto quasi 1000 stazioni appaltanti, io sono convinto che un equilibrio comunque ci si troverà, perché avendo più stazioni appaltanti ci sarà la possibilità per tutti per lavorare e comunque, ripeto, alla fine l'importante è dare fiato e ossigeno oltre agli altri provvedimenti come il piano casa, cioè non è l'unico provvedimento che abbiamo fatto, questo è mirato settoriale per le piccole imprese.